Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13. Quest'oggi siamo in compagnia di Serena Bontempi, Presidente dell'Associazione Scricciolo, che ringrazio per essere tornata nei nostri studi. Abbiamo chiamato la Presidente dell'Associazione perché ieri c'è stato, come dire, un importante rafforzamento, mettiamola così, del legame che l'Associazione ha con la Fondazione CR Trieste, ma anche perché siamo sotto certi aspetti alla vigilia dei 20 anni di attività dell'associazione che nel 2027 appunto verranno come dire, celebrati in maniera importante, come anche giusto. Io direi, andiamo però, Presidente, se crede, per gradi. Certo. Intanto, che cos'è l'associazione e per quale ragione era nata appunto 19 anni fa? Dunque, Scricciolo è l'associazione dei genitori dei bambini nati pretermine e a rischio che afferisce all'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste. È una delle 50 associazioni di genitori in Italia che appunto si affiancano alle nostre neonatologie italiane. È nata appunto 19 anni fa dalle esperienze complesse, dolorose, ma anche a buon fine, di un gruppo di genitori che hanno avuto questa esperienza, che sono stati seguiti presso la terapia intensiva neonatale e che hanno immaginato quanto possa essere importante trovare delle modalità di aiuto per i genitori. È un'associazione di genitori, quindi si occupa prevalentemente di modalità di sostegno ad una genitorialità complessa che accade in mezzo a un disastro, sì, a un caos e che necessita di molto sostegno. Ma voi venite in qualche modo, se posso chiedere, come funziona? Nel senso, siete informati che una gravidanza è prematura e quindi in qualche modo mettete in atto dei protocolli? Come funziona da questo punto di vista? Non avevo mai chiesto questo. Diciamo che innanzitutto di tutto questo si occupa il nostro reparto. Okay. Lavoriamo strettamente con il reparto e ci sono dei progetti costanti. Okay. Ci sono dei progetti costanti. E quello che viene fatto in reparto sempre, per esempio, è l'intervento della psicologa per le nostre famiglie. Infatti la nostra psicologa, la persona che segue i nostri genitori nel momento di una nascita drammatica e pretermine, è la psicologa di Scricciolo, quindi Scricciolo si occupa di farla arrivare in ospedale e di far sì che possa lavorare all'interno dell'ospedale. Questa è la prima cosa che l'associazione ha fatto quando è stata creata, immaginare di dare un sostegno ai genitori subito, appena la mamma esce dalla sala parto. Okay. E il papà arriva trafelato a fronte di un evento drammatico. Poi il secondo passaggio che abbiamo fatto, che è altrettanto importante per i genitori, è appunto quello delle case. Ah, ok, sì. Dobbiamo immaginare che circa tra il 30 e il 40% dei bambini che passano attraverso la terapia intensiva neonatale del Burlo non sono di famiglie che vivono nella città di Trieste, ma che arrivano da tutta la nostra regione. Diciamo, quelli più lontani sono quelli che arrivano da Portogruaro, da Pordenone. Una mamma che sta male, viene ricoverata d'urgenza al Burlo, partorisce lì e poi lì i bambini vengono curati. Per questi genitori, perché possano stare con i propri bambini e con le proprie bambine ogni giorno all'interno del reparto, abbiamo messo a disposizione 2 appartamenti con 6 posti letto, a titolo completamente gratuito. Questo perché? Perché quello che abbiamo saputo in tutti questi anni dalla scienza, quello che ci consigliano i nostri neonatologi, è fare in modo che ogni mamma e ogni papà abbia la possibilità di stare il maggior numero di ore possibili vicino ai bambini, anche i bambini più piccolissimi, cioè quelli che nascono attorno alle 24-25 settimane gestazionali. E la possibilità di avere un genitore accanto, la possibilità di avere fin da subito i bambini in braccio, seppure con tutte le tutele mediche e cliniche, è scientificamente provato che accorcia
i tempi di ricovero e migliora l'output, cioè meno problematiche in uscita. Quindi è importantissimo che i genitori stiano lì, vicino ai bambini e alle bambine, il più vicino possibile. Questo, devo dire, è agevolato dal reparto in una maniera eccellente ed è sempre stato così, perché il nostro reparto ha una storia importante, ha più di 50 anni e dal primo giorno il professor Nordio, che ha avuto questa intuizione eccezionale, ha immaginato che se i genitori collaboravano alla cura i bambini sarebbero stati meglio. Ed era, immaginatevi 50 anni fa, era una cosa assolutamente innovativa, rivoluzionaria, immaginifica. Allora, mi diceva prima che il 10% delle nascite circa sono nascite, diciamo così, chiamiamole problematiche, magari forse complesse, ecco. Che necessitano di un intervento medico di alto livello, immediato. Mi perdoni, voi vi occupate anche, per questo ho anche ho fatto la domanda, vi occupate non soltanto di chi nasce prematuro, ma proprio anche dei bambini che nascono e che hanno bisogno di un intervento, di un'assistenza immediata per la propria sopravvivenza o per la sopravvivenza della madre. Perché ovviamente i partecipanti in ogni nascita sono due e spesso o uno o l'altro presentano qualche fatica. È vero che l'associazione si rivolge anche ai genitori dei bambini che nascono con qualche sindrome o che a causa delle complesse condizioni del parto possono avere degli esiti. Il 10% appunto normalmente dei parti necessitano di un intervento specialistico immediato che appunto il nostro reparto può dare in tutti i casi. È un numero, come posso dire, è un numero notevole, ci sono stati anche dei progressi in questo senso? Sì, tantissimi progressi, il numero fa una certa impressione, perché uno pensa siamo nel 2026, però in verità la nostra regione, le nostre strutture pubbliche che si occupano delle nascite sono ottime e le donne vengono seguite bene nella gravidanza e nel preparto, per cui questo numero in realtà è basso, Ho capito. È basso. E diciamo ed è un numero nazionale? No, questo è il numero nostro. Ah, proprio della regione? Questo è il numero nostro. Ho capito. E diciamo questo forse che è una riflessione che possiamo fare, che nascere è normale. La natura è naturale, ma sappiamo che la natura è benigna e matrigna. Cioè la natura tende a salvare chi può farcela. La scienza invece ci ha messo qualcos'altro. Quindi questo è un dilemma che si ripropone qualche volta in sala parto. Allora, nei giorni scorsi, ieri, se non mi sbaglio, la Fondazione CR Trieste ha visitato insomma, le case, quindi appunto il legame si è rafforzato. Diciamo che il professor Perroni è diventato un nostro affezionato. E noi abbiamo fatto le richieste appunto alla Fondazione per avere un sostegno per il mantenimento delle case, perché è abbastanza importante che i nostri genitori non abbiano il problema di quanto posso stare se non posso pagare. Alle volte i ricoveri sono 2, 3, 4 mesi. Quindi questo vuol dire stare 4 mesi a Trieste e avere un posto dove stare, però è importante che questo posto non gravi sulle economie familiari, anche perché spesso ci sono persone straniere che non hanno molte possibilità economiche. Quindi noi abbiamo chiesto un aiuto per il mantenimento di queste case in modo da non chiedere alle famiglie nulla. Il professor Perroni è venuto anche in reparto, ha visto la situazione e ha deciso che era una buona causa, quindi ha proposto questa cosa insomma, alla Fondazione e ieri, visto che appunto la Fondazione si è dimostrata sensibile a questa causa, è venuto a visitare le nostre case e noi abbiamo avuto l'opportunità di ringraziarlo di persona. Allora, c'è una cosa molto, molto importante che
fa l'associazione una delle tante cose molto importanti, ed è quella del follow up, cioè voi seguite i bambini, insomma, per più di perché 2 anni sarebbe il protocollo. 2 anni sono i LEA del Servizio Sanitario Nazionale. Ogni bambino nato sotto le 34 settimane gestazionali, questo dice il LEA, perché è il periodo più a rischio sotto le 34 settimane gestazionali, 7 mesi e mezzo. No, 7 mesi sono troppo pochi. 7 mesi e mezzo. Ok. 7 mesi e 3 quarti. E tutti questi bambini vengono seguiti fino ai 2 anni con un follow up che fa direttamente il Burlo e anche la terapia intensiva neonatale di Udine, ma quello che si è scoperto, diciamo, è che certi aspetti di fatica evolutiva dei bambini nati pretermine, che ci sono, compaiono più tardi, in età evolutiva più in là, specialmente nel periodo prima di iniziare la scuola e appena iniziata la scuola, cioè delle difficoltà, lettura, scrittura, attenzione, tutte queste difficoltà compaiono più tardi. Quindi l'associazione fino a 2 anni fa, quindi per parecchi anni, si è incaricata del follow up che non è previsto dai LEA, quindi fare un follow up ai bambini a 5 anni e fare un follow up ai bambini a 8 anni. Okay. L'associazione lo ha pagato per tutte le famiglie che avevano bambini sotto le 34 settimane nati all'interno del Burlo Garofalo. Poi abbiamo fatto una richiesta alla Regione perché questo diventi una possibilità da svolgere in ambito pubblico, cioè che se ne accogli sostanzialmente il nostro assessorato alla salute. Abbiamo avuto una risposta positiva per 2 anni. Questi 2 anni stanno per scadere, quindi chiederemo di nuovo. Diciamo, quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per tutti, perché quello che è stato ottenuto attraverso un po' la pressione, diciamo, di un'associazione di genitori è far sì che anche Udine e anche Pordenone abbiano la possibilità di fare il follow up a 5-8 anni. Adesso torneremo all'attacco, scaduti questi 2 anni, torniamo all'attacco e vediamo che questo follow up continui. Non può diventare un LEA, perché questa è una decisione a livello nazionale, però può diventare qualcosa che la Regione Friuli Venezia Giulia autonomamente gestisce. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo e adesso è un po' troppo presto, mi rendo conto, però lo stesso, il prossimo anno come entrerete nei 20 anni? Allora, è presto, però avremo un prologo che mi piace ricordare qui perché poi lei è sempre molto accorto con noi. Il nostro prologo sarà il 17 novembre, che è la data 2026. Dove entrerete nel 20° anno. Esatto, anche perché l'associazione è stata creata nei paraggi proprio del 17 novembre. 17 novembre nel mondo è la giornata appunto mondiale della prematurità. L'associazione, come tutte le associazioni italiane, fanno degli eventi di sensibilizzazione, fanno delle cose in maniera da sollecitare e non so, forse la gente che vive nella nostra città si ricorderà di questa giornata nella quale vedono alcuni monumenti illuminati di viola. La prefettura per esempio ha sempre le lampadine viola, anche il Palazzo della Regione, anche l'ospedale infantile, perché il viola è il colore della prematurità. Quindi intanto ci avvicineremo il 17 novembre con qualche avvenimento della quale la informeremo. Ok, quindi noi saremo sempre qua appena poi è sempre... ci daremo da fare. Abbiamo tempo invece ancora per un'altra riflessione. Ecco, vi servono, cercate volontari o da quel punto di vista? Come funziona? Allora sì, sempre. I volontari sono di solito genitori che sono passati di là. Ok, sì, difatti per questo anche... E che sì. Diciamo che contrariamente ad altri reparti dell'ospedale dove i volontari vanno in ospedale per stare con i bambini, sì, ho capito, sì. In terapia intensiva neonatale e neonatologia non è così. I volontari sono le persone che ci aiutano a fare gli eventi, Ho capito. che ci aiutano a fare gli eventi, che hanno delle idee
e che quindi contribuiscono per le raccolte fondi. E mi piace ricordare qui, per esempio, che quest'anno la squadra del rugby Veniuglia ha pensato a noi. Mi sembra che ne avevamo parlato, credo. Hanno fatto una raccolta fondi in una loro giornata, nella giornata del rugby, alla quale abbiamo partecipato, per una poltrona per la kangaroo therapy, che i bambini vengono messi addosso, però sì, per averli addosso così piccoli bisogna stare in una certa posizione e servono delle poltrone che non sono quelle dei noti negozi di mobili. Ecco, e diciamo in occasione della loro festa del rugby hanno fatto la raccolta per una poltrona, e una poltrona sono più di qualche migliaio di euro. Ecco, vabbè, quindi... sì, adesso siamo col progetto una poltrona per ogni culla, cioè fare in modo di avere per ogni incubatore una poltrona per un genitore. Stiamo andando avanti, ne abbiamo già prese più di qualcuno. Intanto buon lavoro, poi vi ricordo che credo che sul sito che è www.scricciolassociazione.org c'è tutto quello che bisogna sapere anche per eventualmente le donazioni 5 per del 5 per ora. 1000 eccetera, quindi lì avete tutto quanto quello che vi può servire. E allora ci vediamo più avanti quando incomincerete ad avvicinarvi a metà novembre. Grazie a Serena Bontempi, Presidente dell'Associazione Scricciolo. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con l'economia. Ci sono passi avanti per la nuova stazione ferroviaria di Servola, in arrivo ulteriori 19 milioni oltre ai 180 da fondi PNRR. Fondamentale il posticipo della data al 2031 per il termine dell'opera. I fondi in realtà c'erano. È arrivato il posticipo di questa data perché era impensabile realizzare l'opera entro il 2026. Sono estremamente contento, è stato fatto un lavoro eccellente. Concreti passi avanti per la nuova stazione ferroviaria di Servola, tutta la soddisfazione del Presidente dell'autorità portuale, i 180 milioni di euro da fondi PNRR potranno così essere spesi, oltre agli ulteriori 19 che verranno erogati dopo il decreto ministeriale firmato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La questione era quella dei tempi per il realizzo dell'opera, da procrastinare in deroga a quanto previsto dal piano di ripresa e resilienza. Ora ci sarà margine fino al 2031 per completare la fondamentale infrastruttura ferroviaria che servirà a piattaforma logistica, banchina ex ferriera e futuro molo ottavo. Significa ottenere molta più capacità ferroviaria e sbloccare il traffico TIR senza pesare sulla viabilità cittadina, dalle merci che verranno movimentate su rotaia al collegamento con il nuovo svincolo autostradale per far viaggiare quelle su gomma. Dà serenità e prospettiva agli altri investimenti importanti, quindi non solo Servola ma anche il molo ottavo, ma ci sono anche altri progetti che avranno enormi benefici da questa nuova stazione ferroviaria, con il collegamento anche all'alta viabilità triestina, per cui è fondamentale perché consente lo sviluppo del porto. Poi ci sono tanti altri investimenti da fare, ma senza questo avevamo dei grossi problemi, quindi sono molto contento. Per cui adesso partiamo subito con la gara, ovviamente attendiamo il decreto e partiamo molto velocemente. Sul fronte della crocieristica invece sono stati completati i lavori per l'elettrificazione delle banchine. Le grandi navi bianche potranno attraccare già a luglio. Noi faremo il collaudo entro giugno, per cui adesso stiamo aspettando un decreto del MIT per definire le modalità, quindi per identificare l'operatore che fa questa operazione con le navi, però noi l'abbiamo completato, quindi faremo entro giugno il collaudo tecnico delle opere.
Ci colleghiamo adesso telefonicamente con Laura Buccarella che ci racconterà una truffa di quelle che sembrano tratte da vecchie commedie all'italiana, ma che oggettivamente tanto vecchie non sono. Buongiorno Laura. Buongiorno Umberto, grazie della linea. Sì, hai ragione, sembrano ricordare vecchie commedie ma con tecnologie molto moderne, perché ottenevano patenti facili grazie all'uso di auricolari e microcamere durante gli esami per la patente. 106 sono gli indagati, 2 gruppi criminali smantellati dalla polizia di Trieste grazie a questa vasta e complessa indagine coordinata dalla locale procura, scattata da controlli alla motorizzazione civile della nostra città. È stato scoperto un vero e proprio sistema illecito per superare gli esami teorici per ottenere la patente di guida. Durante alcune sessioni d'esame gli agenti della squadra di polizia giudiziaria hanno trovato alcuni candidati con apparecchiature elettroniche che erano nascoste tra i vestiti, tra cui come detto microtelecamere, piccoli auricolari. Ulteriori approfondimenti poi hanno permesso di scoprire questi 2 gruppi criminali che dietro pagamento di certe somme di denaro avrebbero organizzato questo sistema fraudolento di supporto ai candidati durante le prove. L'analisi poi dei telefoni cellulari sequestrati e anche l'acquisizione dei tabulati telefonici hanno consentito agli investigatori di ricostruire tutti questi episodi fin dall'ottobre del 2023. Ai 106 indagati vengono contestati reati sulla falsa attribuzione del lavoro altrui e falsità ideologica in atto pubblico. Per 11 persone, presumiamo facenti parte di queste organizzazioni criminali, è stata anche contestata l'ipotesi di associazione per delinquere. L'attività è partita da Trieste ma si è diramata poi in altre città, quindi perquisizioni sono state fatte anche a Bologna e a Rovigo e hanno permesso di sequestrare in tutto vari dispositivi elettronici, auricolari, telefoni cellulari, capi d'abbigliamento, in particolare delle camicie con fantasie floreali che venivano utilizzate proprio per nascondere piccole telecamere. Questa è dunque l'operazione, 106 indagati e 2 gruppi criminali smantellati dalla polizia. Per il momento è tutto, quindi ti restituisco la linea. Andiamo adesso in periferia, a Campanelle, dove si è verificato un furto fuori dal comune. Hanno forzato il cancello elettrico, sono entrati nel garage e hanno caricato tutti gli oggetti di valore sulla Opel parcheggiata all'interno e se ne sono andati senza lasciare tracce. Furto del tutto inedito nel rione di Campanelle e quasi certamente su commissione. Fra i materiali trafugati, stando le prime informazioni sommarie, utensili da cantiere di valore importante, stimato fra i 10 e i 15.000 euro. Il colpo ha avuto luogo in via Alessandro Almerigotti, zona periferica con tante case indipendenti nella periferia est di Trieste. Rione peraltro complesso da vigilare nottetempo per le forze dell'ordine. La chiamata alla questura è arrivata all'alba dal proprietario dell'abitazione che sul momento non si era accorto dell'ammanco, ma ha circoscritto l'arco temporale in cui può essere avvenuto il furto fra la mezzanotte e le 4 del mattino. La manomissione del cancello è stata confermata, poi è stato diramato il numero di targa dell'auto a tutte le forze di polizia per tentare il rintraccio sul territorio. Il servizio H24 della Polizia Locale è attivo da un anno. Oggi è stato tratto un bilancio di tale attività, un incontro che ha consentito anche di inquadrare il lavoro del Corpo nell'ambito del contrasto agli episodi di risse e violenza intensificatisi nelle ultime settimane. La Polizia Locale ha partecipato a numerosissimi controlli interforze, 36 dall'inizio del 2026. La collaborazione tra tutti è fondamentale, sicuramente tra Comune, Prefettura, Questura, ma obiettivamente sarebbe importante la collaborazione di tutti, dalle attività economiche ai cittadini con le loro segnalazioni. Solo una sicurezza integrata può essere una sicurezza vera. Così l'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gabardo a margine della conferenza stampa indetta per presentare alcuni dati relativi all'attività H24 della Polizia Locale, un servizio entrato in funzione un anno fa. In sostanza dunque, per quanto riguarda la serie di episodi di violenza intensificatasi in queste settimane, il Corpo resta a disposizione delle forze dell'ordine che istituzionalmente hanno il compito di vigilare sulla sicurezza dei cittadini, intensificando, come già sta facendo, il proprio supporto. La Polizia Locale, con le risorse che
che ha, cerca di controllare il territorio, per esempio anche in modo appiedato. Abbiamo introdotto anche l'attività di Conan, il nostro cane antidroga, che ha una funzione molto importante. Portiamo assolutamente supporto, intensifichiamo la videosorveglianza, il sindaco ha fatto svariate ordinanze sindacali antidegrado, mettiamo in campo tutto ciò che è possibile, ma la collaborazione con le altre forze dell'ordine e in generale con la città è fondamentale. Il servizio H24 copre sostanzialmente 5 ambiti: sicurezza stradale, pronto intervento, 13 pattuglie e 26 operatori, degrado urbano, 4 pattuglie e 8 operatori, controllo territorio e polizia di prossimità, 14 pattuglie e 28 operatori, controlli specialistici, 7 pattuglie e 14 operatori, controlli serali e notturni, 4 pattuglie e 8 operatori. Il lavoro delle pattuglie inizia alle 7 del mattino e per la fascia diurna termina alle 21, ora in cui inizia la fascia notturna che termina alle 7 del mattino. Una riorganizzazione dunque completa del lavoro dell'intero corpo. È stata una scommessa anche fatta di tanti giovani che abbiamo assunto di recente e ha dato dei risultati che dopo un anno possiamo dire positivi, sia sotto l'aspetto della professionalità garantita nell'ambito dei rilievi, sia sotto l'aspetto anche delle tecnologie utilizzate e sia quindi anche di una maggior sicurezza di controllo del territorio attraverso anche la collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine. Scontro verbale fra i rappresentanti dell'Assemblea Triestina contro i vecchi e i nuovi fascismi e il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Il primo cittadino che stava andando in prefettura per un incontro sarebbe stato apostrofato come fascista e da qui sarebbe seguito questo parapiglia che vi proponiamo ora in versione live. Non la sai, se non la sai, se non la sai, se non la sai, io parlavo con lui, io parlavo con lui. Viene alla conferenza stampa. Quindi può andare e provocare da qualche altra parte. I fascisti rossi che si fanno così, È gravissimo che una conferenza stampa venga un Prego. Vai in prefettura. Non ci sono coperte di un clochard da buttare via. Vada. Togliti. L'assessore regionale all'ambiente Scocimarro torna sul progetto per il lungomare di Barcola, incalzando il comune a fare presto i passaggi necessari alla variante che consentirebbe di partire già il prossimo anno. La Regione ha già stanziato i fondi per i progetti esecutivi, quindi stiamo aspettando che il Comune e spero che i prossimi giorni ci sia la riunione tecnica, questa settimana, la riunione tecnica fra i vertici dirigenziali della Regione e quelli del Comune. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro spinge sull'acceleratore del progetto Core per il lungomare di Barcola, che mira a proteggere il litorale dalle mareggiate creando baie protette e nel contempo a riqualificare l'intera area realizzando nuove spiagge di sassi, strutture sportive e piscine di mare. E addirittura si pensava di fare un paio di piscine, di cui una piccola arena per pallanuoto, canoa polo, cose di questo tipo, e ovviamente la gente ogni giorno va al mare con l'acqua ovviamente di mare che ti entra dentro, certo. Un po' come era l'Ausonia una volta. Dovrebbe essere imminente il passaggio per l'approdo del progetto in Consiglio Comunale. L'obiettivo è far partire il prossimo anno una serie di cantieri suddivisi in piccoli lotti consecutivi. Il progetto dovrebbe partire il prossimo anno, cioè il progetto esecutivo in cui si mette come per una casa, tu fai l'idea progettuale, poi ci sono gli ingegneri che ti fanno i calcoli strutturali e mandano i disegni in comune che deve autorizzare. Ecco, noi siamo in questa fase qua. Il comune deve dare l'approvazione alla variante del piano urbanistico e un voto del Consiglio Comunale. Io spero che avvenga il più presto possibile. Dopodiché metteremo il progetto in gara, stiamo parlando di 2-3 milioni se non sbaglio, e una volta che il progetto esecutivo sarà sul tavolo, allora sapremo esattamente quanti soldi mettere a disposizione e fare a pezzetti tutta la linea di costa. Dal giorno dopo della Barcolana o giù di lì a Pasqua, cioè praticamente nei mesi più freddi, si dovranno fare i lavori, in maniera che in primavera e estate quel pezzetto di litorale sia usufruibile. Il commissario De Grassi è collegato con noi dalla sala operativa della Polizia Locale. Gli cedo la linea per le consuete comunicazioni che riguardano viabilità e traffico. Pronto? Non c'è.
Pronto? Pronto? Niente, allora casomai recuperiamo più avanti. Occupiamoci adesso del basket, perché la stagione sportiva della Pallacanestro Trieste si è conclusa dopo la sconfitta in gara 5 ai quarti di finale del playoff contro la Germani Brescia. 90-75 il risultato finale del match, che abbiamo seguito in ogni suo aspetto nel corso del Caffè dello Sport. Ora occhi puntati sul futuro della società sportiva. La stagione della Pallacanestro Trieste è finita, ma tutto questo non può finire. A scandire il coro appello a fine partita sono anche i tifosi della curva bresciana. Subito dopo aver festeggiato la conquista della semifinale scudetto con Milano, si palesa l'inedito gemellaggio nel segno del rispetto delle identità cestistiche e del disprezzo del mercato dei titoli sportivi. L'amore per il verdetto del campo come unico faro unisce la provincia lombarda a quella della Bora. Non ha senso riflettere troppo sul verdetto del campo, ha vinto la squadra più forte, capace di sfoderare un Ivanovic extra lusso nella partita decisiva, e il solito onnipotente Barnell che chiude i conti quando serve. Una gara 5 mai in discussione, in cui sarebbe troppo facile buttare la croce addosso solo a un evanescente Ramsey, cannoniere del campionato ma abulico quando conta, perché in realtà pure Ross nelle altre partite al limite dell'eccellenza è mancato, mentre Toscano Henderson ha mosso il tabellino a partita già segnata. Tocca rimarcare invece l'unicità di un campione come Markel Brown, 23 punti con 6 triple e la voglia di lottare dell'intero pacchetto lunghi. Magari si potesse ripartire dall'ex Brooklyn, chissà. Ma quanto al campo, è meglio finire qui, registrare il 90-75 finale e mandare in archivio la stagione del cinquantennale della società, guarda caso proprio al termine della 50ª partita stagionale. Ora, più di ogni altra cosa, conta capire se con il fondo interessato all'impegno triennale da 2 milioni a stagione si possa chiudere l'accordo e, sommate le sponsorizzazioni della regione e di altri partner locali, capire chi e come gestirà la società. Chi sarà il presidente? Arcieri resterà come general manager o si deciderà per strade diverse? Quale sarà il progetto sportivo? Tutte domande che passano attraverso una comunicazione chiara del signor Paul Matjasic ieri a Roma e non a Brescia per dirimere la questione Palaeuro, lì dove giocherà la sua Roma bis, o che si troverà semplicemente, per modo di dire, a dover gestire, perché in effetti pare non ci siano i tempi tecnici per metterla in piedi la squadra romana per il prossimo campionato. Anche questo un rumor da prendere con le pinze delle ultime ore. Dunque attendiamo con pazienza, ormai però vicina all'esaurimento. 300 i tifosi triestini che hanno seguito la squadra a Brescia per la bella decisiva. Ora le interviste sotto la curva con il capitano Lodovico De Angeli, l'allenatore Francesco Taccetti e il general manager Mike Arcieri. Chiude un anno dove è successo tutto e il contrario di tutto, quindi è strano perché in certi momenti abbiamo sperato finisse presto, passatemi il termine, ma adesso che è finita dà parecchio fastidio perché ci abbiamo creduto, ci abbiamo provato, a un passo dal sogno. Tutto questo non può finire il coro della curva, l'auspicio di tutti, capitano. Ma tutto questo non può finire, sono assolutamente d'accordo. Adesso tutti quanti abbiamo sperato, tutti quanti siamo stati interessati per lungo tempo più a questo, al nostro futuro che al campo, ed è una cosa che capisco molto bene. Adesso siamo al momento della verità e speriamo che tutto questo non finisca veramente. È una partita dove alla fine abbiamo dato tutto, quel tutto purtroppo non è bastato. Però penso che dobbiamo essere orgogliosi di quello che ha fatto la squadra in questa serie, con una delle prime della classe, una squadra Brescia che ha dominato la regular season. Abbiamo appena visto un momento importante familiare con i tuoi familiari appunto, che momento è per te? È stato anche la stagione del tuo debutto da capo allenatore. Le emozioni in questo momento sono tante, lo sono state tante in questi mesi, da febbraio ad oggi. Chiaramente con il susseguirsi delle partite, degli impegni, uno poi ci pensa fino a un certo punto, se le vive alla giornata,
Adesso magari avrò qualche giorno per metabolizzare questo, però è stata una grande emozione poter fare questo esordio in una piazza, una città come Trieste che si fa amare, ecco, lo voglio dire perché lo dico dal cuore, si fa amare e tutti vogliamo andare avanti, tutti vogliamo portarla avanti. Se Trieste ci sarà, tu sei pronto a restare in panchina? Assolutamente sì. Siamo molto orgogliosi della squadra, dei giocatori, lo staff tecnico che non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre dato cuore anche attraverso i su e giù del campionato, però per arrivare qui con un chance di fare qualcosa di speciale è un buon segno o prova che questo gruppo ha qualcosa nel cuore. È quello importante per la nostra città, perché abbiamo visto di nuovo, non so quanti, ma ho sentito 300, ma i tifosi stasera erano meravigliosi, sono sempre meravigliosi. Siamo molto tristi che non abbiamo portato qualcosa più bella a loro, alle città, però siamo sicuri che i ragazzi possono uscire da qui con la testa alta. Mike, non voglio metterti in difficoltà, ma addirittura i tifosi di Brescia cantavano tutto questo non può finire tributando, diciamo, un omaggio alla tifoseria triestina. Nessuno vuole che Trieste sparisca dalla 1. Assolutamente, quello è la bellezza del sport, che unisce paesi, tifosi, città, la riconoscenza dal pubblico qui, per noi che riconosce la nostra piazza che è una delle più belle in Italia, allora anche quello è una cosa molto bella, una sera molto emozionante. Mi pare capire che Mike Arcieri c'è, se serve per il futuro. Mike Arcieri c'è, assolutamente. Andiamo adesso in pubblicità, altri servizi quando ritorniamo, a più tardi. Entriamo in studio alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, convegno sul sistema logistico e portuale legato alla crisi del Medio Oriente. È sempre questo il problema, che verrà, come dire, l'impatto in tutti quelli che sono i centri logistici come Trieste, infatti, e il problema è che non si riprenderà subito dopo la possibile risoluzione del conflitto, che è la cosa più grave. È l'analisi sulla guerra in Medio Oriente e le sue conseguenze anche per tutta l'Europa, illustrata da Alessia Melcangi, politologa e docente di storia contemporanea del Medio Oriente e dell'Africa alla Sapienza di Roma. Per la docente, intervenuta al convegno sulla portualità in un quadro internazionale di crisi alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, più si allunga la guerra, più avremo conseguenze economiche e energetiche, anche legate alle catene di approvvigionamento. Bisogna passare appunto per la riapertura di Hormuz, bisogna passare per lo sminamento per riuscire a comprendere quante navi potranno passare al giorno e per riprendere, come dire, la stabilità che c'era prima. Quindi l'impatto a catena è su tutti i porti, su tutti i centri logistici. L'appuntamento di oggi in Camera di Commercio è il primo dei 4 focus che porteranno al Festival del Cambiamento di ottobre, tema centrale: energie. Andiamo appunto a analizzare i costi dei carburanti che siamo partiti da 1,44 € per arrivare oggi a 2,20 € o un poco meno di 2 € con il ribasso delle accise. È un tema che ci riguarda tutti, riguarda il porto di Trieste in particolare, ma riguarda tutto il mondo. Vediamo che il problema non è solo per noi, l'Europa sta pagando caro questo, i costi sono aumentati in ogni settore economico e questo va un po' a sacrificare lo sviluppo che abbiamo avuto o la voglia di investire delle imprese che si trovano davanti a costi importanti che non possono essere riversati tutti sull'utente finale, per cui l'impresa fa meno guadagni, comunque noi paghiamo di più tutto e non abbiamo più le risorse per fare sviluppo e questo è un danno enorme. Papa Leone chiede di disarmare l'intelligenza artificiale a favore dell'uomo, così Monsignor Ettore Malnati commenta la prima enciclica del Pontefice. L'enciclica sorge nell'anniversario della Rerum Novarum. Qui Leone XIV presenta il valore della persona nel contesto di un momento in cui noi ci troviamo di fronte alla tecnologia
che ha il suo dominio. E il commento di Monsignor Ettore Malnati alla prima enciclica di Leone XIV Magnifica Humanitas, il teologo e presidente dell'associazione Studium Fidei, che ha redatto la Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale, il cui auspicio di tutela della persona umana si rispecchia perfettamente nel documento del Papa. Parla della tecnologia quale dominio e quindi pone come punto di riferimento il recupero della grandezza della persona umana davanti a quelle che sono le promesse dell'intelligenza artificiale. Leone, spiega Malnati, chiede di disarmare l'intelligenza artificiale facendo in modo che essa non domini l'umano e sia invece tutela dell'ecologia e non dello sfruttamento del pianeta. Cosa pone il Papa? Il senso che l'intelligenza artificiale possa essere un coadiuvante a quello che è il pensiero e l'azione della persona. Quindi pone quello che già diceva la Carta di Trieste del 2024, ecco, il senso della responsabilità. Quando io formulo gli algoritmi è chiaro che qui deve centrare la dimensione dell'umano. Il Papa dice anche, attenzione, che l'intelligenza artificiale potrebbe polverizzare il senso democratico e il vivere, diciamo così, nella comunità. Quindi dice attenzione che se l'intelligenza artificiale prende il dominio, essa non ha né una dimensione etica in sé, ha l'indirizzo cui gli viene dato. Allora spesso coloro che gestiscono gli algoritmi hanno un'intenzione o di un profitto o di una egemonia. Nata dall'esperienza di un gruppo di genitori di bambini nati prematuri, l'associazione di volontariato Scricciolo opera da anni a Trieste per offrire supporto alle famiglie che affrontano il delicato percorso della nascita prematura. Le case di Scricciolo sono appartamenti destinati ad accogliere le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale in forma gratuita. Sono stati presentati oggi i due di cui l'associazione dispone e che gestisce anche grazie al contributo della Fondazione CR Trieste. Erano presenti all'evento la presidente dell'associazione Serena Bontempi, Francesco Peroni, vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione CR Trieste, Sabrina Plett, psicologa che offre supporto alle famiglie, e Laura Travan, direttore della neonatologia e terapia intensiva neonatale. Negli alloggi situati nelle vicinanze dell'ospedale i posti letto a disposizione sono 6. Nel corso del 2025 sono state accolte complessivamente 49 famiglie. Nella maggior parte dei casi si è trattato di mamme sole, ma in alcune situazioni è stato possibile ospitare un intero nucleo familiare. Ci fermiamo qui, ci rivediamo alle 17:55 per Trieste in diretta e alle 19:30 per l'edizione serale del telegiornale. Buon pomeriggio e più tardi.